Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Fognature inesistenti a Catania, solo il 20% delle case è collegato alla rete. L'Italia paga multe salate all'Europa. La pioggia oleosa alla raffineria di Priolo. Dopo il sequestro dell'impianto da parte della Procura, la Regione chiede all'ARPA una relazione sulla qualità dell'aria. Il veliero aveva le vele spiegate, spuntano nuovi testimoni sul naufragio del Beiesan, domani le prime autopsie. Caro caffè, quotazioni in aumento e rialzi delle materie prime rischiano di spingere il costo della tazzina verso i 2 euro. Arrivano le scuse dell'azienda sanitaria per il paziente definito Scassamaroni nel foglio di dimissioni del pronto soccorso di Avola. Un anno fa la strage di Brandizzo in cui morirono 5 operai travolti da un treno. Il più giovane era di origini messinesi. Il processo non è stato ancora celebrato. Le scuse di Venditti ieri in concerto a Catania. È stato un equivoco, non sono un mostro. Calciomercato, al Catania arriva l'attaccante Roberto Inglese. Il Palermo prepara l'esordio al Barbera. In C stasera Messina in campo a Cerignola. A Catania la rete fognaria è quasi inesistente, solo il 20% dei cittadini è collegato, i liquami quindi finiscono in mare o nella lava sottostante. Tutta la Sicilia ha impianti incompleti o inadeguati e l'Italia paga multe salatissime all'Europa. Adelaide Barbagallo. A Catania solo il 20% dei cittadini è allacciato a una rete fognaria ed è gravissimo per una serie di motivi. Per l'inquinamento ambientale che ne deriva, per le acque che se fossero depurate potrebbero essere utilizzate in agricoltura e nell'industria e poi perché tutto ciò costa allo Stato italiano tantissimo. L'Italia, e la Sicilia vi concorre in maniera pesante, da 10 anni paga all'Europa milioni di euro per questo tipo di infrazione. 5 euro al giorno per ogni abitante che non è allacciato alla rete fognaria. Tradotto in soldi? 50 milioni l'anno. A Catania dunque i liquami vengono scaricati o in mare o nella lava sottostante le fondamenta. Una situazione davvero insostenibile e scandalosa se si considera che dei 650 milioni stanziati in 9 anni ne sono stati utilizzati appena 90. E c'è un'altra brutta notizia a darla il commissario nazionale per la depurazione Fabio Fatuzzo. I progetti che riguardano l'allacciante del tragitto lungo la costa di Catania e quello dei paesi pedemontani non sono risultati adatti e dai 22 milioni previsti si calcola ne serviranno 120. Tutto fermo? No. Tra un anno potrebbero partire le gare e i lavori che riguarderanno la rete fognaria della zona Viale 20 Settembre, Corso Italia, Piazza Europa e strade limitrofe. Entro il 25 noi affideremo in gara a Invitalia tutti gli interventi di Catania. Tempi non proprio brevi. Sono invece in fase di completamento gli interventi a Caltagirone e Adrano. Le acque depurate potranno essere utilizzate dagli agricoltori della piana di Catania. In Sicilia, unico esempio di impianto virtuoso di utilizzo alternativo delle acque depurate per l'agricoltura è quello di Castelvetrano. Con un semplice tubo, queste vengono direttamente collegate al consorzio che poi le distribuisce nei campi. La strana pioggia oleosa di Melilli, la Regione ha chiesto una relazione all'ARPA sul malfunzionamento degli impianti della raffineria ISAB Sud. Maglio Viola. L'eterno dilemma fra tutela dei livelli occupazionali e difesa dell'ambiente, una scelta impossibile da fare ma che torna protagonista nella vicenda della pioggia oleosa da Città Giardino a Belvedere, aree residenziali fra Melilli e Siracusa. Dopo il sequestro degli impianti topping della raffineria ISAB Sud di Priolo, disposto dalla Procura che vuole accertare correlazioni fra la produzione e l'evento anomalo, scende in campo anche la Regione con quella che potrebbe diventare un'inchiesta amministrativa. Presidenza e Assessorato regionale al territorio e ambiente hanno chiesto una relazione dettagliata sulla qualità dell'aria e sui controlli effettuati nell'area industriale di Melilli all'ARPA, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Il governo vuole vederci chiaro sulla situazione ambientale e su quella produttiva, ma vuole anche capire se tutti i controlli di legge sono stati eseguiti nei modi e nei tempi previsti e dunque se la pioggia oleosa si sarebbe potuta prevedere ed evitare. Al centro delle verifiche regionali ci saranno dunque le condizioni produttive e solo dopo aver acquisito questi dati potrebbero essere presi provvedimenti. C'è preoccupazione anche all'assessorato regionale al lavoro e al welfare in via Trinacri. Agli stabilimenti infatti danno lavoro a circa 7.000 persone fra dipendenti diretti e indotto.
Intanto procede l'inchiesta giudiziaria. Nonostante il provvedimento cautelare di sequestro, l'impianto è ripartito. Del resto, se fosse stato bloccato, si sarebbe dovuta fermare l'intera raffinazione. La Procura ha però imposto di non apportare alcuna modifica allo scopo di verificare attraverso i suoi esperti quali siano state le cause del malfunzionamento che ha portato all'evento. Secondo una prima ricostruzione che è al vaglio degli inquirenti, quella pioggia oleosa altro non sarebbe che una miscela di acqua e prodotti idrocarburici. Ci sono nuovi testimoni nel naufragio del Beisan, tra cui la titolare di un cantiere nautico a Porticello che avrebbe visto l'imbarcazione con le vele spiegate. Vediamo il servizio. Quel veliero non doveva stare lì quella notte, questo è un tratto di mare particolare, nessuno ci ancora. A parlare questa signora, Rosalia Orlando, 73 anni, titolare di un cantiere nautico a Porticello. Lei era lì la notte della tragedia, il suo cantiere si affaccia proprio sul tratto di mare che ha inghiottito il veliero inglese. Dico, ma questo tratto di mare dice solitamente non si ancorava mai, lei ha detto? No, perché ma non si ancorava mai, non si ancorava quasi mai. È un tratto di mare abbastanza particolare. No, non è un tratto di mare, solo qua si mettono sempre, ora al dietro e basta. Questa cosa mi sa caro, come camo. Ma c'erano già i lampi allora. Cioè, quindi già la tempesta già era. Sicuramente certo, gli avranno chiesto, scusate se hanno chiesto alla capitale di entrare. Non potevano trarselo dopo, era troppo grosso. Adesso la signora è una testimone del naufragio e il video ripreso dalle sue telecamere è stato prelevato dalla Guardia Costiera. A quanto pare nel video si è visto che si sono aperte le vele con il maltempo e la barca è caduta. Questo c'è, quello che sappiamo è questo nel video. Poi non so come sia successo altro, non so. Questo è un tratto di mare, insomma, tra virgolette insidioso. La signora diceva poc'anzi che spesso qui non si ancora. Qui spesso non si ancora perché qui il mare è veramente insidioso. Alcune volte le barche si vanno a Coppa Zafferano ad emettersi oppure dietro al castello di Solanto, ma qui mai. Insomma, il Beisan si è trovato al momento sbagliato, nel punto sbagliato. A Porticello, intanto, la vita quotidiana sembra essere tornata alla normalità. Ancora siamo increduli, ci dicono alcuni pescatori. L'equipaggio, compreso il comandante Cutfield, da ieri non sono più in Italia. Le ultime 2 hostess hanno lasciato l'hotel Domina Zagarella nel tardo pomeriggio di ieri. Domani, invece, verranno eseguite al Policlinico di Palermo le prime 2 autopsie. L'esito sembra scontato. Sono annegati nel tentativo disperato di uscire dalle loro cabine. Quotazioni in aumento e rialzi delle materie prime rischiano di spingere nei prossimi mesi il costo del caffè al bar verso i 2 euro a tazzina. Ci racconta tutto Emanuela Corsi. È un piccolo piacere quotidiano, per molti un'abitudine irrinunciabile. Il caffè preso al bar o a casa fa parte della nostra tradizione, ma complici l'inflazione e i cambiamenti climatici potrebbe costare molto di più. Lei quanto sarebbe disposto a spendere per un caffè? 80 centesimi. Non di più. Non di più. I rialzi delle materie prime rischiano di spingere nei prossimi mesi il caffè al bar verso i 2 euro a tazzina. Lo afferma Assoutenti commentando l'allarme lanciato in questi giorni dai produttori. Le quotazioni dei chicchi sono aumentate quasi dell'80% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un trend in costante aumento che come sempre si ripercuote sulle tasche dei consumatori. A Catania la media al momento è di 1,20 euro. Rispetto a 10 anni fa siamo 30 centesimi in più. 30 centesimi in più, sì. Si parla addirittura di 2 euro a tazzina. 2 euro a tazzina no, pura utopia. Poi giustamente se il fornitore applica dei rincari, noi siamo obbligati ad applicare dei rincari. Il caffè al bar è sempre un piacere, però sempre più persone stanno scoprendo il piacere di avere la macchinetta a casa, di farsi il caffè un po' come se fosse al bar. Qui ci sono stati gli aumenti. Allora gli aumenti ci sono stati, ma comunque è stata una cosa minima. Non solo caffè al bar e macchinette, c'è chi non si separa mai dalla tradizionale moka. Me lo faccio a casa. Con 25 centesimi me lo faccio a casa e me levo pensiero. Aumenti o meno, c'è chi non vuole rinunciare al caffè in compagnia, che nell'era dei social resta uno dei pochissimi momenti di interazione e convivialità quotidiana. Il sacrificio per il caffè si fa, è uno di quei pochi momenti in cui ancora ci si può parlare con 2 minuti di calma. Quanto è disposto a spendere per un caffè? Io abitualmente ho non più di 1 euro. Quindi se dovesse aumentare... Non ne prendo più. Smette di bere caffè? Perché mi fa male al cuore. Ecco, se invece costa poco? Mi fa bene al cuore.
Principio di incendio stamattina all'ospedale Garibaldinesi, ma prontamente messo sotto controllo dalla squadra antincendio aziendale. Il piccolo focolaio si era sviluppato in un locale del seminterrato della Torre C, solitamente adibito a parcheggio e quindi ben distante dalle aree dei pazienti che non hanno sofferto alcun disagio. Ma veniamo al caso del paziente dimesso dal pronto soccorso di Avola con la qualifica di Scassamaroni. L'ASP chiede scusa e insieme all'Ordine dei Medici di Siracusa avvia un procedimento disciplinare nei confronti del medico responsabile. Francesco Aloi. C'è chi ha un piede rotto, chi ha la colite e chi rompe i maroni. Nella diagnosi del pronto soccorso dell'ospedale di Avola la casistica supera la fantasia, così che il referto rilasciato dai sanitari mette nero su bianco la nuova patologia, un foglio di dimissioni che ha fatto il giro del web, suscitando qualche sorriso e tanta indignazione. A ridere poco adesso è il dirigente medico, nei cui confronti l'ASP ha avviato un procedimento disciplinare. Il direttore generale della Spotto, Alessandro Caltagirone, in una nota bolla il fatto come condotta assurda che danneggia l'immagine e la credibilità dell'azienda. Un lavoro quotidiano per accrescere la credibilità del sistema sanitario regionale compromesso da singoli comportamenti. Dall'ASP quindi sono arrivate le scuse al paziente, un giovane 33enne che si era presentato più volte in ospedale accusando dolore allo stomaco. Non ci sta ad essere definito Scassamaroni e ha annunciato querela. Una mancanza di rispetto nei confronti del paziente che si aggiunge a un caso sospetto di malasanità avvenuto qualche giorno fa nello stesso ospedale. Un uomo, poi morto, sarebbe stato rimandato a casa con un infarto in corso non diagnosticato. Per questo la procura ha aperto un'inchiesta. Arrestati i responsabili della sparatoria avvenuta a maggio in viale Michelangelo a Palermo. 2 uomini si erano dati all'inseguimento in auto di padre e figlio e raggiunta a folle velocità la loro vettura l'hanno costretta a rallentare per poi esplodere nei confronti delle vittime 5 colpi di arma da fuoco, ferendo ad una gamba il padre. Un anno fa la strage di Brandizzo, sono 15 gli indagati per la tragedia che costò la vita a 5 operai, tra cui Kevin Laganà, il più giovane di origine messinese. Sentiamo Francesco Triolo. Un anno fa, nella notte tra il 30 e il 31 agosto, 5 operai furono travolti e uccisi mentre lavoravano sui binari a Brandizzo, in provincia di Torino, da un treno diretto al deposito in viaggio a 160 km all'ora. Una strage sul lavoro per la quale l'inchiesta coordinata dalla Procura di Ivrea è ancora in corso. Ad oggi sono 15 gli indagati, tra cui 4 società. Investiti in pieno dal treno, non avevano avuto scampo 5 operai della Sigifer, tra cui il più giovane Kevin Laganà, 22 anni, di origine messinese. L'indagine della Procura, guidata dal procuratore capo Gabriella Viglione e dall'aggiunto Valentina Bossi, avviata subito dopo l'incidente, ha passato al setaccio migliaia di documenti, protocolli di sicurezza e testimonianze di operai ed ex dipendenti e le aziende coinvolte. Fin da subito è emerso che gli operai avevano aperto il cantiere prima che venisse data l'autorizzazione ufficiale e che la linea fosse bloccata. Sotto accusa finì il capo scorta di RFI Antonio Massa, che avrebbe dato il via libera alle operazioni, nonostante la dirigente di movimento di RFI Vincenza Repaci gli avesse ripetutamente detto di aspettare a causa del passaggio di un treno in ritardo. Anche Andrea Gilardi Gibini, il capo squadra Sigifer, l'azienda incaricata di effettuare i lavori di manutenzione, venne indagato. Entrambi devono rispondere di disastro ferroviario e omicidio con dolo eventuale. Successivamente gli interrogatori dei colleghi delle vittime portarono alla luce che lavorare sui binari prima che arrivasse lo stop della linea fosse una prassi comune per rispettare i tempi dei contratti di subappalto. A novembre 2023 la Procura ampliò le indagini inviando gli investigatori degli uffici di RFI a Roma e Torino per esaminare le procedure di sicurezza sui binari, le certificazioni che attestano le capacità operative e professionali delle società che operano in subappalto per conto di RFI e la formazione del personale. Un mese dopo l'elenco degli indagati è stato esteso alla CLF, la società di Bologna che aveva subappaltato i lavori alla Sigifer. Oltre alla CLF sono stati indagati 3 manager, tra cui l'amministratore delegato Enrico Peola. Anche a quest'ultimi sono contestati il disagio e l'omicidio colposi. Tutto dovrà essere valutato in un'aula di tribunale, ma il processo ad un anno dalla tragedia ancora non si è celebrato.
Circolava per Catania con un'auto senza cofano, parafanghe e anche altre parti della carrozzeria e con il lunotto posteriore infranto, proprio quella che vedete in questa foto, suscitando curiosità e perplessità tra gli automobilisti. Il conducente del veicolo è stato però incrociato da una pattuglia della polizia stradale. L'auto è risultata oltretutto sprovvista di copertura assicurativa e di revisione ed è stata sequestrata. Per il titolare multa da 1.500 euro e 5 punti in meno sulla patente. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Nella giornata del detenuto è uscito il nuovo videoclip dei Bella Morea, il duo siciliano sensibile a queste tematiche. Tutto è nato proprio dentro il carcere di Caltagirone. La vita mi ha insegnato che non è tutto perduto. A chi sbaglia e vuole rimediare, a chi odia e vuole amare, a chi vuole ricominciare. Ricominciare, parola chiave per chi ha sbagliato e sta pagando. In breve, è questo il senso del videoclip dei Bella Morea, il duo formato da Emanuele e Francesco Bunetto di San Michele di Ganzaria. Noi siamo veramente felici e onorati di aver avuto la presenza dell'attore Gianfranco Iannuzzo, che ha descritto il momento in cui il detenuto, dopo aver scontato la pena, abbraccia la propria famiglia. Curribuci si intitola così, è uscito in un giorno non casuale, nella giornata internazionale del detenuto. Le parole non mi bastano. A noi piace pensare che anche la musica in qualche modo possa essere un mezzo per superare difficoltà che la vita talvolta può presentare. Un brano che è nato proprio in carcere. È nato da un'idea di musicare dei pensieri scritti dagli studenti della casa circondariale di Caltagirone in occasione di un progetto promosso dal liceo Secusio di Caltagirone. I pensieri sulla vita e le lettere ai familiari di chi nel carcere è rinchiuso. Tutto parte da qui. Parole che nel brano profumano di libertà, forza, amore e soprattutto speranza nel futuro. Questo è un punto di partenza. Da qui inizia una nuova vita. Sciato dell'anima mia, dopo tanto buio vedo la luce e la malinconia diventa felicità. Tutto è esaurito ieri sera alla Villa Bellini di Catania per Antonello Venditti, che festeggia in tour i suoi 40 anni di carriera. Prima del concerto ha chiesto scusa al pubblico per la gaffe con una ragazza disabile, diventato un caso mediatico. Emanuela Corsi. Con un messaggio di scuse il concerto di Antonello Venditti alla Villa Bellini di Catania. L'artista romano, in apertura della sua esibizione, ha spiegato con rammarico davanti al pubblico catanese quanto accaduto a Barletta con una ragazza disabile, diventato un caso mediatico. Non sono io quello lì, non sono io. E chi voi mi conoscete, quindi non so che fare, sono nudo come un verme e alla gogna di tutti, e questo non è bello. Venditti, che celebra i 40 anni dall'uscita del disco Cuore, ha fatto tappa anche nel capoluogo etneo, dove ha proposto i più grandi successi del suo repertorio. Stare insieme a te è stata una partita, va bene visto tu. Il nuovo progetto live e discografico dell'artista ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Cultura, riconoscimento del grande valore culturale e sociale di brani come Notte prima degli esami, diventato un vero e proprio inno generazionale. Maturità che avessi preso prima, le mie mani sul tuo seno, il fitto e il tuo mistero. Il concerto di Venditti chiude la rassegna Sotto il vulcano, aperta dall'esibizione del Volo. Oltre 150.000 complessivamente le presenze per il Catania Summer Fest, organizzato dal Comune di Catania. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torniamo con una ricca pagina sportiva, perché ci sono gli ultimi botti di calciomercato e gli impegni delle siciliane. A tra poco.
Calciomercato, ultimi botti, il Catania cambia volto con la rivoluzione di Faggiano. Tonino De Mana. L'esordio casalingo per il Palermo si avvicina dopo la vittoria sulla Cremonese rosanero che domenica sera al Barbera attendono il Cosenza per la prima in casa in campionato. Un Palermo che cerca punti per risalire altri gradini in classifica e iniziare quindi un percorso differente rispetto alle prime 2 giornate che hanno visto i siciliani perdere a Brescia e Pisa. Non vedo l'ora di iniziare a casa nostra. Già nell'allenamento che abbiamo fatto l'altra volta ho sentito i tifosi che erano al massimo con noi, fuori casa uguale, ti dà qualcosa in più dal punto di vista mentale ma anche fisico, quando magari non c'hai più forza nelle gambe, loro ti portano, vorrei ritrovare questo allo stadio con il Cosenza, sappiamo che sarà una partita difficile da giocare. Però siamo pronti, carichi e non vediamo l'ora di iniziare questa partita. Mercato Palermo che è alla ricerca di un attaccante. Al momento, a poche ore dalla chiusura della sessione estiva, Jeremy Ledoaron, attualmente in forza al Brest, si avvicina sempre di più ai siciliani. Dopo un lungo tira e molla, il calciatore che aveva un mese fa rifiutato la Serie B è adesso convinto di vestire i colori rosanero. L'affare dovrebbe concludersi nelle prossime ore. Questo era il servizio sul Palermo, vediamo adesso invece le novità che riguardano il Catania. Fuoco alle polveri, calciomercato al rush finale ed ore frenetiche per il Catania ed il DS Faggiano impegnata a completare l'organico da consegnare al tecnico toscano che invece si concentra alla sfida di lunedì sera contro il Benevento. Si lavora sul campo e dietro la scrivania con la dirigenza etnea che stringe i tempi per ultimare il puzzle. Tessere che si incastrano una dietro l'altra. Dopo un lungo corteggiamento ed una stima reciproca già ai tempi di Parma, Faggiano ha convinto Roberto Inglese, 33 anni, e lui, l'attaccante, in grado di far fare il salto di qualità. Inglese, con esperienze tra Serie A e B con Chievo Verona, Napoli e Parma, ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo anno. Prossimi all'accordo, ormai è questione di ore, anche il centrocampista De Rose ed il difensore Gega, classe 2001, scuola Sampdoria. Già perfezionato il tesseramento dei 5 elementi bloccati, dopo Raimo, Gimenez e Montalto, tempo di firme ed ufficialità anche per il laterale Davide Guglielmotti, per lui un contratto triennale. Novarese, 30 anni, il nuovo acquisto ha totalizzato 23 presenze in Serie B con il Lecco nella scorsa stagione. Sempre dal Lecco è arrivato Gabriel Lunetta. In contemporanea non si ferma il lavoro in uscita, finalizzato a sfoltire l'organico e a ridurre il monte ingaggi. Resta in stand-by la posizione dei cosiddetti esuberi, tra cui Rapisarda, Monaco, Silvestri, Zanellato, De Luca, Chirico e Di Carbine, che sembra facciano muro, rifiutando varie destinazioni ed incentivi all'esodo. Intanto va a gonfie vele la prevendita, con oltre 2000 biglietti venduti per l'esordio casalingo in campionato del nuovo Catania. E oggi torna a Preview con un nuovo orario di inizio. Vi aspetta subito dopo questa edizione del TG. Nella puntata odierna focus sul mercato del Catania a poche ore dalla chiusura delle trattative e poi come sempre anticipazioni sul match degli Etnei contro il Benevento, le ultime sulle altre siciliane di C, Messina e Trapani, sul mercato e in vista della prossima partita di campionato. Anche un focus sul calcio a 5 e sulla meta Catania. Preview dunque vi aspetta subito dopo il TG. E poi nell'anticipo del campionato di Serie C il Messina gioca stasera a Cerignola. Sergio Colosi. Audace Cerignola-Messina non è una partita qualunque, può dare le prime risposte ai quesiti di inizio stagione. Modica misura crescita e personalità di una squadra debole per tanti, ma discreta l'esordio contro il Potenza. Di fronte quel Cerignola che a Biella ha realizzato 4 gol alla Juve Next Gen, con i 3 nuovi attaccanti Cuppone, Salvemini e Gagliano già a segno. Tra 3 anni che fanno i playoff, quindi una squadra molto organizzata, molto forte, allenata secondo me da uno tra i più bravi allenatori della Serie C. Assenti per squalifiche i capitani delle 2 squadre Manetta e Ligi. 3 novità nel 4-3-3. Crapicas in porta, in difesa Lia, Marino, Rizzo e Ortisi. A centrocampo Frisenna, Anselmo e Garofalo. In attacco Petrungaro, Anatriello e Pedicillo. Sono molto contento, molto felice per quello che hanno profuso già contro il Potenza. È chiaro che dobbiamo dare continuità, dobbiamo ancora consolidarci bene, migliorare quello che è lo stato fisico, migliorare quello che è la qualità tecnica. Arbitra Ubaldi della sezione di Roma, fischio d'inizio alle 20:45.
È tutto per questa edizione, vi lascio dunque a preview con le ultime di mercato e di calcio. Grazie a tutti per averci seguito, a tutti buon pomeriggio.